in piazza San Marco a Venezia, in quello che viene considerato il salotto più bello del mondo, Enrico Maria dal Pozzolo e Lionello Puppi hanno curato la mostra su Andrea Schiavone, in collaborazione con i musei civici veneziani. Finalmente, una mostra dedicata al grande maestro veneziano nato a Zara all'inizio del Cinquecento, dove si possono ammirare dipinti, disegni, incisioni, accanto ad interessanti opere di altri artisti a lui contemporanei. La mia prima visita alla mostra poco dopo l'apertura con mia figlia Annalisa, in una piazza San Marco invernale, poco affollata, fredda e incredibilmente affascinante. Buongiorno, ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo della mostra su Andrea Schiavone allestita al Museo Correr di Venezia. Il titolo della mostra è Splendori del Rinascimento a Venezia, Andrea Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto e Tiziano. La mostra sarà presente al Museo Correr in piazza San Marco fino al 10 aprile di quest'anno, cioè del 2016, e la mostra è stata curata dal professor Enrico Dal Pozzolo. Si tratta di una mostra molto interessante che in qualche modo rende giustizia a questo grandissimo pittore del Cinquecento che ha operato prevalentemente in ambito veneziano. Come dice il professor Enrico Maria Dal Pozzolo, quella di Andrea Schiavone è una radice culturale che è stata dimenticata. Va subito detto che se per noi Andrea Schiavone è uno dei maestri del Cinquecento veneziano, che non spicca però in maniera particolare, per i suoi contemporanei, di questo siamo assolutamente certi grazie alla documentazione che abbiamo, Andrea Schiavone era considerato alla pari di Jacopo Tintoretto e di Tiziano Vecellio, per cui questa mostra allestita quest'anno rende in qualche maniera onore rende giustizia a questo grande pittore rinascimentale. Andrea Meldolla, detto lo Schiavone, nasce a Zara intorno al 1510, non abbiamo documentazione precisa circa il suo anno di nascita, però sappiamo che nasce a Zara, quindi nasce in Dalmazia, e in qualche modo è simile all'altro grande pittore di cui ci siamo già occupati anche in un altro video, che è il Greco, perché Andrea Schiavone nasce a Zara quando Zara è sotto il dominio della Salvissima Repubblica, Venezia stava dappertutto in quel periodo, si forma in Dalmazia, viene chiamato non a caso lo Schiavone, non dimentichiamo che a Venezia c'è la riva degli Schiavoni, che era appunto la riva di Dalmati, perché lì arrivavano con le loro barche e le loro navi, quindi nasce e si forma in Dalmazia, ma già con un occhio e con uno sguardo rivolto verso la sua terra d'origine da un punto di vista culturale, che è Venezia. E non a caso Schiavone, ancora giovane, sente l'esigenza di venire a Venezia. Questa è una storia abbastanza ricorrente per questi grandi artisti. Non sappiamo di preciso quando giunge nella città lagunare. Il primo documento che abbiamo è del 1547. Sappiamo che nel 1547 Andrea è a Venezia e sappiamo che qui inizia ad operare. La sua formazione però è abbastanza eterogenea, non si ferma solo a Venezia, non tiene conto soltanto della sua formazione dalmata, ma si sposta con buona probabilità in tutto il centro Italia, quasi certamente a Roma. Sappiamo di certo che è a Bologna, e a Bologna vede soprattutto quello che lui considererà sempre il suo grande maestro, che è il Parmigianino, e in mostra c'è un'opera straordinaria, favolosa, bellissima di Parmigianino, già direttamente nella prima sala. Per cui la formazione di Andrea Schiavone è una formazione che potremmo definire itinerante. L'ultima opera documentabile che abbiamo del grande maestro, dopo che ha lavorato a lungo tempo soprattutto a Venezia, è datata 1562. Sappiamo che nel 1562 lo Schiavone esegue una tela dal titolo I miracoli di San Marco, e la esegue per la Scuola Grande di San Marco. Abbiamo
un documento preciso che invece riguarda la sua morte. Sappiamo che Andrea Schiavone muore il 1 dicembre del 1563, muore in solitudine. Nel suo testamento cita soltanto la moglie, quindi capiamo che non aveva figli, sappiamo che aveva un fratello ancora in vita, ma a lui non lascia nulla, per cui si tratta probabilmente di un pittore abbastanza solo da un punto di vista umano e familiare. Era però, lo ripetiamo, un pittore molto noto, molto stimato e molto ben pagato dai contemporanei, quindi bisogna veramente ricominciare a vedere Schiavone come uno dei grandi, anzi direi dei grandissimi maestri del Cinquecento veneziano. Era di circa 10 anni più anziano rispetto a Jacopo Tintoretto, ma era veramente allo stesso livello stilistico, artistico e culturale di Tintoretto, poi anche di Tiziano Vecellio. Di Andrea Schiavone parlano in molti, come è normalissimo, ne parla anche il Vasari, ma noi sappiamo che Vasari era relativamente attendibile, era anche a volte un po', mi permetto di dire, pettegolo. Il Vasari ne parla sostanzialmente male, molto spesso usa dei toni un po' dispregiativi, un po' così dei toni di sufficienza per parlare di Andrea Schiavone, mentre poi altri suoi colleghi e altri critici ne parlano molto molto bene. Per quanto riguarda la mostra, il percorso della mostra è molto interessante. La mostra è di una lunghezza giusta, mi permetto di dire, né troppo corta né troppo lunga. Come è giusto e corretto che sia, nella prima parte, nelle prime sale, si indaga quella che è stata la formazione di Andrea Schiavone e non può mancare ovviamente un'opera del suo più grande maestro che è stato il Parmigianino, per cui secondo il mio punto di vista vale la pena vedere la mostra di e su Andrea Schiavone, se non altro per vedere questa tela di Parmigianino che raffigura una Madonna con bambino e santi. È un'opera meravigliosa, un'opera veramente di altissimo valore stilistico. Lo Schiavone è anche considerato dalla critica e dai curatori della mostra in particolare il più grande e il più abile disegnatore del Cinquecento, probabilmente europeo, in ambito europeo. Sono numerosi i disegni e le incisioni presenti in mostra, nella mostra del Correr, e ci fanno vedere questo percorso veramente molto articolato di Andrea Schiavone nel momento in cui indaga, si mette alla prova, si cimenta con il disegno. I disegni sono veramente parecchi e sono esaustivi per permetterci di capire dove poi andrà ad approdare l'arte pittorica, intendo proprio lo stile, la pennellata di Andrea Schiavone. Proseguendo nella mostra, le opere che probabilmente balzano di più all'occhio sono quelle comparate. Ci sono delle comparazioni, per cui i curatori hanno stabilito di mettere a confronto, anche proprio fisicamente nelle sale, due opere dello stesso argomento, una di Andrea Schiavone, l'altra di un altro grande maestro. Tra le più interessanti, il Caino e Abele. Possiamo ammirare il Caino e Abele di Schiavone e il Caino e Abele di Jacopo Tintoretto. La lettura comparata di queste due opere, a me ma anche a molti ospiti che ho portato a vedere la mostra, ha lasciato emergere che il Caino e Abele di Schiavone è molto più impattante, molto più interessante, molto più vibrante di quello di Jacopo Tintoretto, ma poi sta ad ognuno di noi naturalmente stabilire qual è l'opera che preferisce. Altra opera comparata è la Giuditta di Schiavone e il Ritratto di Dama di Paris Bordon. Tanto la Giuditta di Schiavone è giovane, vivace, probabilmente un ritratto, è molto mossa, molto moderna, sia nella postura di questa figura femminile, sia nel drappeggio delle vesti, sia proprio per l'impostazione generale del dipinto. Tanto il Ritratto di Dama di Paris Bordon è ancora dentro certi canoni che non si discostano dalla tradizione, è un pochino più rigido effettivamente, un pochino più fisso. Altre comparazioni che vengono fatte sono il tema della Sacra Famiglia con San Giovannino e Santa Caterina, una ad opera del nostro Andrea Schiavone e l'altra ad opera del Tiziano. Ora, queste due tele sono oggettivamente piuttosto diverse, nonostante le figure rappresentate siano le stesse,
l'impostazione più o meno sia la stessa, anche l'ambientazione sia più o meno la stessa. Qui le due mani molto diverse, e soprattutto in particolare la mano inconfondibile di Tiziano, qui davvero si intravede anche ad un primissimo sguardo, ad una primissima analisi. Proseguendo nella mostra, come ho già detto, si vedono molti disegni che sono interessantissimi, si vedono poi degli altri artisti altrettanto interessanti, che sono quelli che vivono ed operano grosso modo nello stesso periodo di Schiavone, e c'è poi una sezione dedicata alla decorazione di fregi e di cassoni, perché ogni nobiluomo che si rispettasse faceva decorare il mobilio di casa, i cassoni, i letti, le ante degli armadi, con delle scene spesso di carattere mitologico, a volte anche di tematica sacra, dai più grandi artisti esistenti e viventi. E Andrea Schiavone si è molto dedicato alla decorazione di fregi e di cassoni per le case di nobili uomini, soprattutto veneziani. La fase finale della mostra è quella che invece ripercorre un altro tema che Andrea Schiavone ha indagato non poco, sia da un punto di vista pittorico, ma evidentemente anche da un punto di vista personale, emotivo e religioso, è quello del compianto sul Cristo morto. Quindi si vedono diversi esempi con questo soggetto e si può veramente capire, intravedere il pathos con il quale il pittore tende a rendere queste tematiche. Come ultima analisi, avrei potuto dirlo anche come primo elemento, questo discorso, questo inciso, ma preferisco metterlo alla fine, anche per lasciare un attimino un punto interrogativo per chi decidesse di visitare questa mostra, è il fatto che Andrea Schiavone ha un tratto pittorico assolutamente chiaro, e cioè lo Schiavone tende a dare la pennellata in modo abbastanza veloce, in modo piuttosto fluido, ma mai troppo analitico. C'è qualcuno che parla addirittura di non finito di Andrea Schiavone. Non si tratta affatto di non finito, è una cifra stilistica del pittore, che può piacere o non piacere. Io ho trovato persone che hanno un atteggiamento opposto in merito a questo. Io lo trovo estremamente interessante, estremamente moderno, trovo che Andrea Schiavone sia un artista veramente proiettato in avanti, però salta all'occhio, va detto, questa apparente velocità nella stesura della pennellata, ma questa velocità ci mostra come Andrea Schiavone fosse ancora una volta un artista assolutamente veneziano, il quale fa dell'uso del colore il proprio leitmotiv, il proprio elemento connotativo, per cui è veramente interessante osservare questo aspetto nel corso di tutta la mostra, sia nelle opere prime, quelle giovanili, sia poi per quanto riguarda le opere della maturità, dell'ultima fase della vita e del lavoro di Andrea Schiavone. Per cui per ora mi fermo qui. Vi invito a vedere la mostra, se avete domande, se avete considerazioni, commenti, suggerimenti, scrivetemi, mi fa sempre moltissimo piacere, rispondo a tutti, magari non subito, ma rispondo a tutti. La mia mail è info@theveniceguide.it, oppure se volete guardate il mio sito www.theveniceguide.it. Grazie e alla prossima, ciao!